Quando è che si interverrà sulle opere che adesso sono piene di terra? Ben che vada, ci vorranno almeno 2 o 3 anni. E questa è la stima del sindaco di Piederoba per rimettere in sicurezza il sistema idrogeologico del Monfenero dopo la bomba d'acqua di ieri pomeriggio. Tempi biblici per una comunità ancora più esposta a disastri ora che le opere di difesa realizzate negli anni dalla forestale sono di fatto inutilizzabili e gli interventi sono, secondo il sindaco, nelle mani della burocrazia. Una volta i servizi forestali gestivano direttamente queste situazioni, ora non lo possono più fare perché? Perché è stata creata questa Veneto Agricoltura nella quale ci sono i bracci armati con ruspe che possono intervenire immediatamente. Oggi non è più così, di conseguenza i tempi diventano biblici e noi rimaniamo con il cerino in mano. Intanto dopo il fango, oggi per Piederoba è il giorno della conta dei danni. Centinaia, migliaia di euro purtroppo. È una cosa indescrivibile ciò che è successo nel Monfenera. Come per questa azienda agricola dove in pochi minuti l'acqua ha devastato mezzo allevamento. Una valanga di fango che ha ricoperto l'aria dell'azienda e sul secondo è andata un po' peggio perché ha atterrato un po' di recinzioni del polame all'esterno e abbiamo perso un po' di capi annegati e altri dispersi. Da ieri pomeriggio c'è chi ha iniziato a spalare fango, portare fuori i mobili, lavare e pulire tutto. Fin qua era più o meno la riga. Sì. E qua dentro? Qualche Qua dentro centimetro. qualche centimetro, mentre nel cortile c'era fango e... Ancora una volta la solidarietà ad emergere in questo mare di fango, come per il titolare del negozio di biciclette a ridosso del Ponte del Vento. Ma io avevo 6-7 persone extra, senza domandare, arrivai tutti, bravissimi. Ed è qui che acqua, fango e pietre hanno causato maggiori danni. Per secoli qui c'è stato un vero e proprio ponte che da una decina d'anni è stato sostituito con questa tubatura, evidentemente con cambiamenti climatici non più sufficiente. Non a caso chi vive e conosce il Monfenera commenta così quello che è successo ieri. Qua c'è una zona che si chiama Fossarel e Masarè e nei secoli, Masarè sono tutte le pietre bianche che arrivano dalla montagna, nei secoli arrivano, passano 20, 30, 40 anni, questa è la mia opinione. Ma prima o dopo la montagna non può passare per un tubo.